La situazione meteorologica, l'abbassamento del flusso atlantico sul continente europeo favorisce la continua risalita di correnti meridionali sul settore centro-occidentale del Mediterraneo, con conseguenti giornate più nuvolose e possibili fasi piovose ancora nel corso di questa settimana. Nel corso del pomeriggio sono possibili locali schiarite sul centro-ponente, ancora nuvolosità sparsa sul resto della regione, scarsa ma non esclusa la probabilità di precipitazioni. Rotazione dai quadranti meridionali dei venti sulla Liguria, in particolare possibili rinforzi di libeccio in serata al largo. Ne consegue ancora mare mosso molto mosso. Temperature massime in aumento, specialmente sui versanti marittimi, ma colonnina di mercurio non oltre i 20 gradi. Per domani, mercoledì 22 ottobre, i tecnici della Limet prevedono ancora cieli molto nuvolosi su tutta la Liguria, possibili deboli precipitazioni sullo spezzino orientale, qualche locale schiarita invece possibile nel corso del pomeriggio, soprattutto a ponente, ma nuove precipitazioni saranno possibili in serata sull'estremo levante anche a carattere di rovescio. Venti deboli dai quadranti settentrionali su centro-ponente, moderati da sud-ovest invece sull'imperiese e sul levante. Ne consegue ancora mare molto mosso con onda lunga di libeccio e possibile mareggiata serale sulle coste orientali, temperature in leggero aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi.